adesso avete da vedere e sente una pezza di teatro che si chiama Radio Corsica Frequenza Mozza, che è stata scritta da un autore che è assai ridicolo e chi è qui, che ci face l'onore di seguirgli, è Paolo Michele Filippi, Iello, la persona che voi vedete qui. E non ci accammanate mica subito, ci accammanerete dopo se lo è piaciuto. Allora, il tema vedrete, già appena Radio Corsica Frequenza Mozza avete riconosciuto il titolo di un'emissione e di una stagione che non teniamo assai gara, e che sono amici, veramente che sono animatori, e c'è parso una cosa interessante di Ride Gunelli. Allora, scialatevela e a dopo. I bue di poesia. Siamo sicuri che tutte le invitazioni sono state mandate? Faccio che poi ranimo. A modo di cacciare, programma, cacciametti, non so se non si va più fine. Senti. Allora guida questa che mi sono affaccati. Io dicevamo di voi non sono venuti. Le dirai tu qualche critica. Le dirai tu qualche critica. Ma senti, inquiserai i tuoi testi e tanto vedo bene l'intervista. Di tutta maniera, non ci si capisce più nulla delle sue poesie da uomini. Dirai uno di loro tre critico qua. Di tutta maniera, amico, chi voleva? Siamo obbligati, no? Ma hai caso mai un rinunzierario? Vuole che noi siamo a Elise, che li GB a noi in giro SFM, Poggi Bustrale, Passa Valvanza e tutti quanti! Ma guarda che la musica sta piccola! Lasciamoli per un po' tempo. Non dai 5 invitati, ce ne sarà poi uno a vaccarsi, no? O ci saranno concertati tutti per farci il suo corpaccio. Non avanza in diretto? Presento l'emissione. Donna, l'hai già fatta, speech, dai. Cambierò il discorso. Allora davanti ne sono sicura. O almeno, allora chiama? Attenti, so egli. Vale. Stavolta a tempo accesa l'ubera rossa, un buio più sente un titolo in studio, ok? Ci siamo tutti! Buongiorno. Ecco il secondo numero della nostra emissione Scrittore e Stafilade. Un'emissione letteraria della vostra radio favorita, Radio Corsa Frequenza Mozza. Un'emissione obiettiva, libera e impertinente. Aspettiamo i nostri invitati per fare le vostre domande chiare, precise e impertinenti. Oggi riceviamo i poeti. Hai ramato puera di interventi con le bolide per fare le vostre rimarche, le vostre domande. Di vostro barè diamando. Un 04, 95, 32, 22, patturini o standardi. Stava sempre, secondo me, mi ha sto rapini. Nessuno sa fa capire. Auli, i poeti a poesia. Mi rompono subito. Sulla sorte, Gine. Lasciava a me. Poesie particolari. Conosci? Voglio sfogliare come tutti.
Allora, chi ne pensi? Ti lascia come lo dico, sai? I buoni micro, l'altro oggi chi si mette a scrimizzare quando non c'è un discorso importante. Allora, sai che cose ti vuoi dire? Io vi lascio qua le neone. Era qua le neone. Voilà. Senti? Oh. Si sta do studore, non è vero? Andava a scuola, avete la cucina. Ti si occupa di poesia, capiva? Sì. Scriva, come pare. No, ma prosa solo, ma sono anni. E ora sto giocando con un tue scale metto i lumi. Ah! Hai una certa cultura letteraria, no? Tu gli viene per fallo, tu gli una giocando nelle culture le La cultura, Diego, me conde, tu sai, luta, onda in bicicletta. Io come devo accavare? Sì, tu sai che ti conde, tu l'hai fatto, non si parlano mai. Sega. Hai qualche idea da redare un capo? Un'amica ti interrogava e non ti scriveva giù limiti. Come dici questo libro? Un libro si chiama Poesie particolari. Mi domanda mica di volere di quelli di ramo, non lo faccio mica, eh? Lascia fare a noi. Sai ciò che è un lava? No. Sai ciò che è un lava? No. Sai? E no, Giuè! Oh. I buoi, un po' le nuove i buoi. No. Un po' le nuove. No. E beh, i faccio a noi stesso. Ma chi dice fa il lavoro? Allez, i buoi, tutti qui a fila indienne. Che mon parà un madrigale, arriva doppia e arriva sciolta. Ma si scema, ma si scina! Come Oliva che vuoi non bene non mi concennimo! Come faccio? Io come faccio? Come faccio? Io come faccio? C'est simple. Ah, c'est simple. Ah, yeah. C'est simple. Ah, c'est simple. E oi tu? Ah, io e tu. E ringraziamo. Ah, E voilà, c'est simple, voilà. Ma si scema ligadoni! Oh, niente, hai visto? C'è scema ligadoni! È scinita. Stava sempre. Si scema non. A dopo un po' mica funzionare. Yeah. No, c'ho da lì, punte e basta, annulliamo tutto. Infine, senti, ciò che tu vuoi fare è troppo pericoloso. Oh, stuzzica o spade. I nostri poeti non vanno nudo. Ma se lui si idrata, fatti le là. Tant nous qui sont tercans. Nous montre le directeur au président pour le Jacobi. C'est intégré, sont terribles. Tipo la zunca, crei-vous, sont diantes et périgoloses. Ah oui, c'est les périgoloses, ce sont les risques du direct, Non, les non? du direct, bah oui. C'est simple. C'est simple, oui, c'est simple. Alors? Bon alors, c'était poésie. Qui les passe? Qui n'est pas? Ti domando chi le passe? No, se les ibonu diamant, poésie. Enfin, a me mi garba un po', come sta ma sente. Rivenire a ciò che tu dicevi prima, no? Sto sente. E Allez, regarde. voilà. Un bar e un sole. Non si capisce un cavolo. Ne siamo d'accordo. Allora, e il fermo va là. Papa, l'assassinat, c'est simple. Laida, Laida va tu. Non si scemo che mai che la fussi, c'ho una lì punte ba. Ah, vai! Chi devo s'accorderà di lunga? E se le si d'accordi? E beh, diceremo chi dia una urla, un genere o di missione, c'est simple. Ma ciò che tu mi fai fa... Ti chieda qualcosa, troveremo. Ma è troppo complicato, non so mica vedrò mai. Io ti faccio le domande e tu dai la capa e rispondi. Oh, c'est simple, c'est simple. Allez, voilà, allez. Dove hai fatto? Simple. Alors, on y va, hein? On y va. Alors, pareil, eleganza di poesia in Australia. Il nostro primo invitato stamane sarà Paolo Mattei. Scusate, Paolo Michele Filippo. No, c'è mica di un nome. Non, j'ai pas dit E Filippo. oui, tu l'as dit, J'ai pas dit Filippo. oui, tu l'as detto, no? J'ai dit Filippo. Oui, tu as dit Filippo, oui, faut pas le dire. Scusate. Oui, scusate, Paolo scusate. Matteo. Paolo Michele Filippo. F. Voilà. Paolo Matteo. Ma che hai ragione questo Matteo. Paolo Michele F. Addio qui un libro soia, una raccolta di poesia intitolata Poesie particolari. Titolo strano, no? Titolo curioso. Bon, allora,
di vostro libro. A ricordarmi qui che l'ascoltatore può intervenire quando li vuole. Agonisci politica della nostra emissione, domande dirette e soluzione impertinente. Bisogna riconoscerla, si deve essere un grandissimo poeta, ma un si deve tanto conosciuto. In verità. Rimarcate che mi ripeto, Come dite? Non da. Ma parla di poco, Ah? Come? Non da? Si può dire che così è un uomo di poche parole. Boh, ci siamo avanzati, Allora, dunque, Nimo vi conosce? Nimo. Nimo. Infine Nimo, qua. No. Ma... Allora, perché studiare poesie particolari? Che ruolo di particolare queste poesie? Diremmo che è una poesia so particolare perché non so mica poesia. È vero che certe volte la poesia, gli vostri testi ci saranno, c'ho la cercala. Bon, allora, un esempio. Allora, tu devi intitolare Preghiera. Oh! Dio! So qui! Più sotto! Se mi resti, se li sono tutti così, vostri Ave Maria e vostri pregandole. No, tieni, uno. Allora, questa, intitolata a Genesi. A oggi a Useisio. Ma no, mais dis-moi la grande. Vous vous foutez du monde là, zuzzicate, no? Che già quale io? È un'evidenza, il lettore. Il torneato. No, mais tutti i nostri testi sono tutti cianfugni, qua. Forse mica tutti, ma faccio la di. Bon, un altro esempio. O Pasquale, l'eau in Fontenow, Pasquale in Fiuminale. No, c'est une provocation, ce vous dit. Ma che provocazione? Tu sai che già quale io? Il lettore. Ah, lettore, Dio ci ha detto di la giumica, io. Qua chi tu le vuoi, no? Parecchi, lo fa, Il no, tutti i piti. se vuoi l'idea. No, ma più invendu che Stafari. Come è vendu? È vendu. Il a vendu, il texte a vendu, i modesti a vendu. Tout a vendu. Vous l'avez vendu tout mon livre. Non, recueil. Recueil o raccolta? Come ci vedi che facciano l'emissione di oggi? E cosa ne so? Fanno breve. Io lì prima di venuto 5, sapete? Me l'ha comprato il lasso giù fermo qui. Il lasso giù che volevo da autant, cioè che non mi dove a produzione in corsa. E beh, figuratevi che l'altri di in pieno consiglio di amministrazione, l'hanno rincuerato di spolaisoso di cui buoi. Anche appena un tipo su caso piazza di direttore. Allora mi parla di poesia, di Amea in particolare. Dico no, San Guaducci. E poi in più hanno scambiato di politica e l'hanno messa due statuti due. Economia corsa sì, poesia corsa no. Disustane a poesia corsa un rapporto non da nulla. Allora, poi sapete, ciò che mi tocca fare, mi tocca rimborsare. È sicuro, i miei libri mi sono pagati qui in mosso di bel compenso. Ma adesso c'est pas la peine, no? Ma rimarcate che la buieria è una soluzione da generalità. Da impone, sarebbe una soluzione. I buoi pagano i libri e dopo si comprano quelli. Cercate di farlo. E dopo chi mi va di tutti questi libri? Ma quale? Niente concile di domenica. Poesie che rimarcate chi Mallarmé di noi andiamo. Cosa ne so io di Mallarmé più? Io sono regina, ma chi mi conta di Mallarmé? Allora, dunque, comprate i vostri libri per impattare come dite dentro. E ma ora con tu di scrivere,
per sa governativa. Come si chiama già? Fermo qui! No, per me, forse che non è. Mai, un giorno o l'altro avrà l'esame uomo libero e sarà transcendentato per un modalente di grande scrivano, capite? Bravo, Paolo Matteo, bravo! No, Paolo Michele, scusate. Paolo Michele. Voilà. Allora, scusate. Lagheremo qui i nostri ascoltatori e riflettono a usare su profonde di queste parole così spese. E attore che tu sì! Mai credi che lui si potesse si diventi poeti così? Ma mica dici mito che io diventi poeti così qui, ma mai del sia. Tu mi mondi di panni, e lo io provo a rispondere, come uno che per a scrivere e a rispondere alle domande fatte a Machiavelli. Ma chi Machiavelli? Di a filosofia di l'emissione così? Oh, ma ci vuole la palisa che la mi varia vera, che le ragui o lo trovuè? Anche a me mi varia che non si piace rien no, cosa sapeva qua? Ne avevo no? Ah, guarda, cari, all'auditore direi qua. Ma ne muoviamo stamane, conta a me dove lo tu. È un complotto di l'altre media. Asalti Radio Corsa frequenza mozza di Rancia. Radio Corsa frequenza mozza Gênes. Non ho un'idea. A ti senti di fare l'auditore? No, ma guarda che ma è terribile. Ale. Allô? Ah, nous l'abbiamo detto. Allô, c'est madame, monsieur? No, piuttosto monsieur. Allora, che volete dire da Pedro Matteo? No, Paolo Michele. Ecco che uffici, va? No, non ascoltavo. Allora, volete dire qualcosa? Voglio dire a Paolo Michele che non si scuracisce. Oh Paolo Michele, a rompo di piccia, un gioco. Si picca. Una bella metafora quella di un gioco. Ma cosa ne so io di metafore di un re? Io sono un regime. Abbiamo capito, che non capi. Un giorno i suoi libri li venderà 20, li venderà 30. Sto facendo io, ho 34. E a 34 pure le diranno. Voilà, scusate, io andavo per un motore, li abbecci. Va bene, ci vi ringraziamo. Ok. Vi ringraziamo per la vostra chiama e la vostra testimonianza così interessante. Paolo Michele, volete dire qualcosa? Dio per ringraziare questa persona che bene i chiamati, sapete? Faccia assai piacere, sentisi sostenuto, ça fait plaisir. Che riconforto, e la ricompensa di tante buttate anche. Chi vuole di disastri e non di notte tanto. E ho solo che di oggi. Fate come la vi pare. È un'altra diamma. Siete madame, monsieur? No, piuttosto monsieur. Buongiorno, monsieur. Buongiorno. Volete dire qualcosa? Voglio dire non so mica accordo con la persona che bene chiama prima. Allora, non da che? Ho fatto che c'è la sosta la poesia. È un punto di vista interessante. No, io penso che non ce la scrive più. Hai capito? Sono di quelli che pensano che il corso è una lingua orale, una lingua bocca. Vabbè, io la so, ma io vedi che c'ho le più da scrivere un corso. Ma perché? Perché che un corso più di musaleggia, io perché? E allora? Allora Ruta, abbia fatto avanzare un coso, le spielblick, ali a pece! A vederci! Vi ringraziamo! Ok. I feel the pain creep up my leg. Sì, magnifico! Un vero buono, più vero come un vero! Ci rimango no! Troppo cosa? No, sto passando. Io che faccio un modo tu farai e rispondi. Farai tu una poetessa. Farai una poetessa, la chiameremo. La chiameremo da. Io. M. Allez, tu c'è un tre, tocca a te. Ma che ne so, è un DMM! Ecco, facciamo quei due note, Un ti inchieda, ti aiuta lì. Non c'è un tre. E ora, cari ascoltatori, riceviamo una poetessa. Eccola qui davanti a me. Bella donna, squadra, distinta. Salutiamo l'entrata di MM. E a interrogarla ci sarà un mio amico, un mio complice, Pedro Maria detto Tecnico.
per via che questa lunga in poesia. Grande amatore di femmine, voglio dire di poesia femminile, di poesia gorsa, c'est évident. Buongiorno, Madame Michela, scusate la mia ignoranza. È un serenato che piace? Serenato? Chi serenato? Che piace assai ai gorsi. Buongiorno, Madame Michela, scusate la mia ignoranza. È un serenato assai conosciuto di un certo Pompagiolo, mi pare. Ah, Pompagiolo, ma tutto il mondo conosce questo. È un grande poeta gorso. Ma scusate, ci verrebbe la cortesia di presentarvi per piacere? Ma di sicuro? Ecco! Ma quando mi posso presentare? So e un so, un la posso fare. Come tu la puoi dire qua? È semplice. O conosci la pessoa? Pessoa? Yeah, no? Bon, c'est pas gagné. Dire un poète portugaise. Le Portugal, ça vous dit quelque chose? Ah, bacalao, sicuro. C'est déjà ça. Allora, Federico Pessoa sarà inventato 72 poeti e ognuno di questi 70 ha la sua biografia, la sua opera, la sua arte di scrivere. Li chiamava i suoi eteronimi e noi altri poeti sigursi abbiamo fatto qualcosa di stesso genere, ma alla ritrosa abbiamo creato un nostro, piuttosto la nostra Pessoa. Capite? Boh. Sicuro che capisco, fa delle come sono capite amica, come se non ci davano lontanamente chi chiamava e fu capiato. È semplice. Io e me rappresento qui qualcosa di nuovo. Non esistia fino ad oggi la scrittura poetica femminile gorsa. Sono come rappresentante, sono l'anima della scrittura poetica femminile gorsa. Sono tutte le altre poete gorse. Mi seguitate? Bon, vengo che tutti capite un'altra. Bon, voilà. Esiste, codico, esiste. So io che ho bisogno di te per esistere. Ma fa, riveniamo a Pompagiolo. E Serenate sapete scrivere sì o no? No, hai scelto altre forme, staccato da un tradizionale. Boh. Ognuno di noi ha un suo esce, ha sua arte poetica. Ma aiutava a capire con un esempio. Certe volte si sente noi bassi a moduliti di azozitilini. Con te che poi chi sia golato in un granato di l'anima alla specie. Quale caspita? Oh, sta cosa come dei bella, vi faccio qualcosa, vi faccio ma... Qual è che l'ha scritta? Una di noi, una di l'eteronimo Gorigia, quella di la poesia gorsa. Vi dico no. Su tessura di rosso stracciato di argenta rossiccia in tita di usuori e tambrini di tutte le sigelle. Su tessuto di verde di un mandile e così per l'altro colore, un verde, un turchino, un giallo, un bianco. Sono sicura che la vi piace, allora fini di un altro di un altro. Un'altra di Ronimo, come ho chiamato, cosa di Nimo, là. Wow. Principia da capi, stradiale, ma principia da capi. A quello che si ne ha, che si può dire, a quello che ci laga un orizzonte vostro, un paesaggio muto, una lettera muta da legge non oramai, a quello che ci laga una montagna alta conquistata, a questo qui che si può dire, c'è un sodetto di verità. Ma da trista o tra poesia? Sarà ma so poeta. A tristezza, esiste, e parlo di tutto ciò che esiste. Parlo di noi, di gioia, di felicità. Parlate di tutto e di n'importa cosa, E per conto di noi. Ah, peggio, fa meglio, scusate. Poi, allora ringraziamo a M&M per la partecipazione cortese nostra, non di M&M, vi salutiamo, gioia Noel e poi ci salutiamo a presto. Allez. Where's my wife? Scribbleless like a girl. Siamo poi sta. Allez, allora, tocca a non solo. Allez, sarai tu a farlo e a presentare. Ma lei tu. No. Cari ascoltatori, allora che non sapevamo più se ci siete, se non siamo diretto in Lisbona, avevamo da ricevere, vi dico, avevamo l'onore di ricevere un nostro poeta maior,
E qui, vicino di fronte a me, non dagli studi di Radio Corsica Frequenza Mozza, da domandarsi se non meriteremo a sorrisi da qui, e grande, l'onorevole, grandissimo, Pannontone. Come dite, Jean Pannontone? Lasciamo gareggiare e siamo in poesia, siamo a Pannontone. Noi altri poeti ci abbiamo una chiacchierata tra noi stessi, gli altri hanno da chi fa capisci invece che noi ci capiamo piuttosto altri. Allora, io Jean Pannontone, che ne pensate di questi poeti d'odio? Poeti? Ma poeti non avete mai visto? Non ci sono mica poeti. Ma poi non siete mica un poeta? Ma sicuro tutto il mondo dice. Voilà, non ce l'ho mica contrariati. Sentite, e per amaturitrice vi scrivo una poesia? Difficile, scrivo una poesia perché sai difficile, enfin che dai. Ma per voi? Io aggiungo. Come usiamo il risposto? Oh, mi paragonate mica con questi qui. Questi piani parole e rampano e quanto si porta e sguarda. Io, madame, io. Oh no, mica come tontati, io un'idea pof di una poesia, un oggetto pof di una poesia, pof di scrivo. Pop, datemi un esempio. Per esempio, un esempio con piove. E perché no? Piove, il case vecchie, il case nuove. E pop? Con piove più. Perché no? Un piove più, né già, né su. E potreste aggiustare un entourage. Ah, ma l'eutanasia, che caschiamo la facilità dei mediocri. Avete ragione. Sapete, scrivo di noi poesie intellettuali. Datemi un esempio. Un esempio, se vuoi dire più il mondo, più la realtà di un mondo come lei. Abito, l'inviluppo a pasto e a taglia pistucci e a rendo a poco ben comprensibile. Per esempio, datemi una verità di un mondo, n'importe quale, signora. La so. L'acqua ole a 100 gradi. Però non è mica degli uffici, capite? Perché chi impiego plurale, perché ci sono sfarranti maniere di comporre un poema, secondo come dico io, ad un'alità di poesia, Bon, per esempio, nel di Garavaglia, ad un'alità di scrittura, va dialetti, dunque, una tonalità, per esempio, giocosa. Giocosa, bolle, l'acqua bolle, a 100 gradi l'acqua bollerà. Angosciosa, ma l'acqua a 100 gradi bollerà. Tonalità indiano. Guardate la frizzolente, l'acqua bolle a più di 100 gradi, l'acqua nostrale, insostenibile, a 100 gradi, e mai l'acqua ne bolle né mai bollerà. Più lento, qui a 100 gradi, né mai bolle l'acqua francese bullerà. Struita, nausea, vergine mura, la vesti domani, giunse Ulissa, e a 100 gradi l'acqua bollisse. C'è un gioco, non fai sonorità, se vuol dire bollisse, ulisse, capite? Una tonalità superiore, capite? Bravo, Jean Pannontone. È buona poesia, ma un ancora noi li siamo appreso. Vi ringraziamo. Come vi ringraziamo? Abbiamo previsto una ventina di poesie, aveva alzato. Ah, sarà per un'altra volta. Ma mi dico, scusate, che sono uscito. Vabbè, Allez, continui. Vous va bene quale siamo noi, a si mezzi poeti, non si buon umore e bene si qui. E ora ascolteremo qualche testo di nostri poeti così premurosi di a nostra santa lingua. Caccia la pelle, non si concessione, no? Ah! È giunto! Il nostro studio è giunto! Siamo parecchi. Sì. Ecco! Siamo parecchi, una specie di versione MM, versione nostrale. Vi dice qualcosa? Le Geronimi, sono giunti qui amici poeti corsi. Siamo tutti qui. Siamo tutti qui. Allora, venite e sentiamo subito. Allora, con quale principieremo? Tieni, quello di un parallelogramma. Quello di un parallelogramma, eccolo qui. Tagliolongoli diritti, umore, esorcevoli, o quasi. Ma sarà poesia o piuttosto matematiche? Mante equilaterale, con primore allibrato, fantasia misurata e passione a regolare.
Uso palmo di uvidio, sono un tipo di regime. Attenti! Ma se lo sciappa un dapo, attento cavallo matto! Ma quei Geronimo che posideoi. Mi domando che è più tonto. O Gawalo che lo dice o Bueda è lo stesso allora oi. Che un vero roccio su Bueda, ma un vero scandalo. Avete ragione, un vero broccio scandaloso. Lei io dico che è veramente un cavallo matto. Lo sapete, qui di gente vergognosa. D'altronde, fino a aiutare di una in francese qui. Ma parliamo di poesia corsa. No, ma voglio passanti, poesie francese scritte da poeti corsi, capite? Un è prima a questa lida, un è surto. Ma da sante questo. Moi, quand je serai très mort de moi, ne resteront peut-être, et encore, que mes lunettes. Moi, au moins, je n'aurai derrière moi rien à gober. Laissez-moi poesia corsa, caro eterone. Ma avemo due passi la francese, colorale. Il est partout minuit, toutes les mains sont vides et il pleut sur ses mains. E voilà, t'appuntai a ridere e ti mette un malato in l'anima, t'appuntai a piangere e ci mette un sorriso. Oh, poeti, a cicchi di cianga, allez, écoute-le. Je regarde par la fenêtre le jour suicide qui se pend. No, qui d'après sa media un po' da surrealista. Perché oggi la cultura rimane. Come la bicicletta. Dire, ma oggi tuo amico scrive un corso di nous, no? Oui. Allora, encore, ça donne quoi? Ça donne une canzone poesia che tutto il mondo conosce. Bon, fino a giocare lei, piuttosto contavo. Ah. Ma l'usante la ginestra, chi sbuccia l'udiale, inseppisce il luminale, perdice della campestra. La geli sparge l'ulale, si spalanca la finestra. Ci vede una retta, 2 minuti di riviado e di musica. Conversation in my lifetime. You're feeling just like a hormone feeling. Ora va, non tradiamo all'ascoltatore per farci conoscere uso barè. Ma cosa c'è? Ci sei tu sussurro, c'è qualche sia? No, siamo qui. Ah, cosa? Ma c'è un assalto, una presa d'otage, c'è una provocazione. Ma cosa è? Io ho molto sulle missioni. E ci siamo detti che volevo partecipare. Wow. Bulimuente. Bulimuente tutti. Siamo veramente felici d'accogliervi qui, Radio frequenza mozza, radio che dia parola, l'uomo deri, a Corsica d'oggi e quella di un mo. Reclama! Tutto va bene. Vabbè. Oh, Buongiorno, salute. Buongiorno. Oui, ça va? Vabbè. Bon. Allora, tutte quelle ragazze che stanno arrivate agli giorni che vanno. Scrivo per persona, quitta di stracciatura in luogo di lavoro. Lasciatemi santellare sugli silenzio che ci rampoleggia. In istanti di cataracchio, l'antri so di ridoro. I guli stadinagli sono mossi a wappa l'Europa. Oime, non so ciò che si basta. Siamo da cercare i buoi a poesia. Si monta che tutti i gars. Due spaglio da poesia. Sono cambiati le terronini. Non si sa poco delle pianterò. Oh, siamo all'antena. Oh, siamo a poesia, siamo in poesia. A poesia soprana tutto. Sentite la tradizione moderna, da un moderna tradizione. C'era un bosco e non c'è più, dove tu volti tu. C'era un albero e non c'è più, dove tu volti tu. A miseria e a tua guerra hanno messo tutto in terra. Mentre non c'era tu. Senti, il sussurro di asciutta. Tutti i vertenzi scritti dai demoni. A ogni donna che diavolo di mio gatto c'è una stretta ai paesi, stretta che mi aspetta con 2 linee di silenzio a cadastro sul tesoro. A ringraziarvi tutti, caro Lidori,
e se bodroade che non ci si morisi appena di poeti e di a poesia, e razò la nostra maniera di rendergli omaggio. Sonia Moretti, Lucia Zantucci, Patrizia Gattagega, Tiago Mudiera, John Giuseppe Pouvran, Renato Gotti, Pasquale Ottavi, Marco Biancarelli, Giuante Ramurocchi, Alain Dimeli, Tiago Muvusina e Paul Vincent Signy.